Ieri nello spazio del TG è andata in onda uno speciale X News che aveva come tema proprio il problema delle nostre frequenze scippate. Sentiamo che cosa è emerso anche attraverso i nostri ospiti. Ecco allora il servizio, le immagini che vi proponiamo, immagini tratte dal sito YouReporter, proprio quelle dell'incidente, guardate. Continuiamo con il nostro telegiornale, una fotocopia grande come un lenzuolo, è proprio quella del famoso vincolo datato anni 50, secondo cui l'area di Prato della Valle non può essere soggetta a lavori che ne alterino l'insieme architettonico. Ebbene oggi l'ha messa in mostra in Prato la Lega Nord, che ha iniziato anche una raccolta firme contro i lavori che dovrebbero iniziare, i lavori del comune, che dovrebbero iniziare tra poco. Guardate. Mancano le piste ciclabili, i nuovi parcheggi sono invisibili, il comune non ha i soldi per fare i segnali. I negozianti dicono i nostri affari vanno a picco, abbiamo sentito anche loro. Cronaca, un tecnico di 53 anni della provincia di Vicenza è caduto da una scala alta quasi 5 metri mentre montava un condizionatore questa mattina all'Ozzo Testino, ora è ricoverato in gravi condizioni nel reparto di neurochirurgia dell'ospedale di Padova. Tutti i dettagli. Così i vicini di casa si sono insospettiti, hanno avvisato i carabinieri, in manette è finito uno spacciatore marocchino. Guardate. In apertura un festeggiamento perché sono stati appunto festeggiati oggi pomeriggio in fiera i 100 anni dell'industria padovana. Il bilancio di questo secolo di vita cade proprio nell'anno che dovrebbe essere, si dice, dovrebbe essere decisivo per il federalismo fiscale. Gli imprenditori lo attendono come una manna, ma la regione Veneto, questo lo dice Zaia, subirà 352 milioni di tagli e trasferimenti statali. Allora sentiamo il resoconto di questa giornata. Allo studio dell'amministrazione comunale c'è ora un piano per defluire le acque, ma che costerà centinaia di milioni di euro. Sentiamo i dettagli. E adesso linea la regia per la pubblicità, ma restate con noi, a tra poco. Notevoli danni e disagi alla circolazione e c'è anche da aggiungere che i vigili del fuoco stanno intervenendo con tutti gli uomini disponibili, i mezzi per rimuovere dalle strade alberi caduti per mettere in sicurezza i tetti danneggiati dal fortunale. Ma vediamo il nostro servizio di apertura. Primo faccia a faccia questa mattina tra gli scout trevigiani e il titolare dell'agenzia viaggi di Padova che ieri li ha lasciati a piedi all'aeroporto di Venezia con i biglietti già pagati per il Brasile. L'uomo è indagato per truffa. Dopo l'occupazione dell'agenzia viaggi, gli scout ora si rivolgeranno ad un legale per cercare di recuperare i 16.000 euro già spesi, ma chissà se ci riusciranno. Intanto sentiamo. Nuove serre in vetro in acciaio copriranno le tantissime varietà vegetali del più antico giardino botanico del mondo. Intanto vediamo le immagini. Parliamo di qualcosa che sicuramente farà felice soprattutto le donne. Partono i saldi anche a Padova, domani in una città quasi diciamo deserta. Qualcuno avrebbe voluto cominciare prima, ma il presidente dell'Ascom difende la scelta di posticipare le svendite. Sentiamo perché ai nostri microfoni. Saranno salatissime le bollette dell'energia elettrica con tutta l'aria condizionata che si sta consumando in questi giorni, ma la gente sta cercando di risparmiare in qualsiasi modo possibile. Il comparto che regge meglio a questa debacle è senz'altro quello degli alimentari. Sentiamo perché. Adesso linea alla regia, tra poco la pubblicità.